Hai deciso tu oggi, dai, è arrivata la doppietta. Sì, sono molto contento, dopo 2 settimane di stop non c'era un modo migliore per aiutare i compagni e sono molto contento. Hai sofferto in panchina, poi sei entrato col piglio giusto. Sì, è la verità, perché sento pure la partita essendo in panchina, quindi volevo dare un po' un mio contributo ai compagni e sono contento per la vittoria. Ecco, poi alla fine abbiamo visto che ti hanno dato dei suggerimenti dalla panchina, mister Romano ha approfittato di una pausa per darti delle indicazioni. Sì, mi ha dato delle indicazioni, mi ha messo al mio ruolo di punta centrale, prima punta, per poter tenere palla, però dopo il calcio di punizione la partita era già finita. Doppietta che dedichi alla mia ragazza che è venuta oggi a guardarmi al campo. Una partita che abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, penso meritatamente. Il secondo tempo è normale che c'è stata questa reazione delicata, però alla fine devo dire che si hanno avuto qualche occasione, però niente di che. Poi c'è stato questo grosso errore nostro e loro sono riusciti a pareggiare, però non pensavo che potevamo perdere la partita in quella maniera lì. Ormai la partita era finita, fra l'espulsione, fra il discorso dei cambi si è fatto un po' di confusione e i ragazzi sinceramente si sono distratti, mettiamola lì. Mister, l'anno scorso hai ereditato una situazione a San Cataldo più o meno simile rispetto a quella di quest'anno, vede delle analogie? Noi ovviamente le auguriamo che il finale sia lo stesso. Guardi, qua i programmi sono diversi, penso che dobbiamo fare la corsa sulla terz'ultima squadra o quart'ultima squadra, se no non ci tiriamo per andare a fare i play-out, non c'è niente da fare, penso che ormai il tempo va a stringere. La squadra oggi sinceramente ha reagito bene, speriamo bene che ci riprendiamo sin da domenica, però ci vuole la vittoria, se non facciamo i 3 punti non si fa niente. Sinceramente parlando, a prescindere dall'occasione che ho avuto delicata, con tutto il rispetto, io non sbaglio che la palla ce l'ho io, la perdo se la porta l'attaccante là, o l'attaccante va nella tribuna o si tira per la maglietta, sono cose che purtroppo succedono nelle partite, sono dei momenti, hanno pareggiato e poi sulle ali del pareggio è stato facile assegnare il gol della vittoria. Tutto qua. Penso che i ragazzi non hanno demeritato, il problema è che a volte quando si gioca in queste condizioni dove tu hai più di 3 mesi che non vinci una partita, la stai vincendo e subentra quella paura che tu vuoi vincere a tutti i costi e poi vai a combinare degli errori che praticamente erano 1 contro 1, stiamo giocando con 4 difensori, uno marca e l'altro sta in difesa, però purtroppo è così, stiamo parlando di 2 ragazzi che sono abbastanza esperti, non è che, però gli errori si fanno, si pagano e noi stiamo pagando. Il terreno salvezza sta andando molto lentamente comunque, cioè siete rimasti sempre a 3 punti dall'avversario. Sì, siamo rimasti, sì, però c'è il problema che dobbiamo vincere noi. Se non vinciamo noi è bello dire quello ha perso, quello ha pareggiato, quello ha perso. Bisogna vincere. Se non facciamo una vittoria non si ottiene niente. Che la corsa noi la stiamo facendo sul San Luca, sulla Cittanovese, ma sempre per arrivare ai playoff, ai play-out. Se non si fa questo, ma ci vuole la vittoria. È inutile che oggi sinceramente, da come erano partiti nel primo tempo, l'abbiamo chiuso bene, molto bene. Dopo la partita non stava andando male, attenzione, anche se eravamo un po' bassi, non stava andando male. Ripeto, loro hanno avuto qualche occasione grossolana, attenzione, nulla togliendo a Licata, però devo dire che alla fine quello che è successo su 2 errori, ma niente, enormi nostri, per questo hanno vinto. Devo ringraziare il pubblico, nella massa qualche deficiente c'è, ma fa parte del gioco questo qua. Che le persone dimenticano, nel calcio purtroppo le persone dimenticano presto. Poi quando ci sarà un allenatore che in 4 anni fa quello che ho fatto io, si accomodi, togliete a campanella e mettete questo allenatore. È semplice, nel calcio contano i fatti, le chiacchiere non servono a niente, ci vogliono i fatti. Io qua ero amato e odiato, ma sa perché ero amato e odiato? Perché le cose le dicevo in faccia. Tutte queste persone che oggi, buon per loro, hanno vinto e hanno gridato tutte le parole di questo mondo, alla fine noi stiamo giocando a calcio, è uno sport. Se tu cominci a criticare, a fare, a dire parolacce, allora, però nello stesso tempo devo dire, non bisogna condannare il pubblico perché c'è stato quello che ha applaudito, quello che capisce di calcio e quello che di calcio non ne capisce, tutto qua.